Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora la grande, balla postmoderna per cui sarebbe da archiviare l'anacronistica, la presuntamente anacronistica differenza destra-sinistra è già stata smentita su tutti i fronti, è stata smentita sul tema del woke, del politicamente corretto, è stata smentita sull'idea di Occidente, sull'idea di Europa, viene smentita anche sulla questione fiscale, che non è un tecnicismo economico, ma è una questione che implica delle visioni del mondo, e le visioni del mondo si dividono ancora nella faglia di rottura destra-sinistra, ovviamente aggiornata al nuovo millennio, ma le differenze valoriali, politiche, programmatiche esistono ancora, e per fortuna. Eh sì, perché in queste ore ci sono sul tavolo due proposte che hanno il merito di chiarire plasticamente la differenza di visioni del fisco e del mondo di chi le porta avanti. Nel campo, presuntamente largo, imperversa in realtà un grande classico ripescato, e cioè l'idea della patrimoniale nella nuova versione sbandierata sia da Elli che dall'avvocato già del popolo, ora evidentemente degli esattori, Giuseppe Conte, è la europatrimoniale. Cioè si teorizza che in un paese, che questo che sto per dire è un dettaglio quasi mai ricordato, ma in realtà non è dettaglio, è vita quotidiana, in un paese dove esistono già 14 forme di tassa patrimoniale, dall'Imutasi alle varie imposte di bollo, di registro, il bollo auto, sì, ancora il canone RAI, e qui c'è a proposito una battaglia della Lega importante per ridurlo, l'imposta sulle successioni, sulle donazioni, cioè tutte imposte sul già tassato. Quindi ci sono già tante patrimoniali, da un mio punto di vista di liberista spelacchiato, fin troppe. L'idea geniale di Elli, Conte e i loro ammenicoli è di assegnare all'Europa, questo Moloch che in queste ore sta sì mostrando tutta la sua obsolescenza, la facoltà di calare su tutto il continente una bella patrimoniale per farla finita, con quel che resta del ceto medio europeo. E già nel nome, perché poi le parole contano, c'è tutto un approccio culturale, cioè il fatto di avere un patrimonio è una colpa in sé e va punita in sé, c'è un'idea punitiva di fisco in nome della mitologica redistribuzione socialista, che si dimentica sempre che la ricchezza va anzitutto prodotta. C'è un'altra proposta poi che esplicita una visione di fisco e del mondo radicalmente alternativa, ed è la proposta su cui sta insistendo la Lega della pace fiscale. Anche qui anzitutto il pregio della chiarezza terminologica, cioè il campo del fisco e il campo bellico semanticamente, quindi da un punto di vista sia valoriale che poi pratico, non devono avere nulla a che fare. Il fisco non è uno strumento punitivo di persecuzione di chi appunto ha il torto di avere dei patrimoni, un mezzo per realizzare appunto il vecchio fine della società socialista, qualcosa che comunque si pone nei confronti del contribuente anzitutto in termini oppositivo-vessatori. No, le metafore belliche, il linguaggio bellico, la pratica bellica devono sparire dalla questione fiscale, e un sano rapporto in uno Stato di diritto fisco-contribuente all'insegna della pace, cioè per esempio non della presunzione di colpevolezza, ma della presunzione di innocenza, un ritorno ai fondamentali di una società libera. E questo cambio di rapporto lo vedi appunto nell'idea della rottamazione delle cartelle,
che non è un favore a come dire, un ristretto club di grandi evasori, quelli tendenzialmente erano coccolati dai progressisti di cui sopra, ma è un provvedimento che, secondo le stime, può coinvolgere almeno 10 milioni di italiani, che riguarda 380 miliardi dichiarati, quindi nessuno aveva intenzione di occultarli al fisco, da artigiani, piccole partite IVA, piccoli commercianti, piccoli imprenditori che poi non sono riusciti a pagare, e con questa rottamazione delle cartelle potrebbero spalmare in 10 anni senza nessuna maggiorazione un loro ritorno alla vita, un ritorno di quel gettito che si può recuperare perché l'alternativa è recuperarne zero, una percezione di un cambio di approccio del fisco nei loro confronti. Questa è una visione di fisco e del mondo liberale. È un cambio di paradigma proprio. Avete da un lato quelli della patrimoniale, dall'altro quelli della pace fiscale. C'è chiarezza e ognuno scelga. In questo senso, diciamo a amici del centrodestra, nella fattispecie quelli di Forza Italia, che va benissimo ridurre di qualche punto l'IRPEF a qualcuno. Se poi però questo si traduce, la Lega sostiene, in mancette residuali, comunque in una cosa non così impattante, è una battaglia giusta ma di retroguardia. La battaglia d'avanguardia è contrapporre a un'idea di fisco punitivo un'idea di fisco amico e pacifico. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio